Ai, ai, ai. Fritz, prima di pomeriggio è A.M. Sì. Ciao ragazzo, ciao Italia, ciao a tutti. Ci stiamo spostando, che abbiogo Fioretto, mamma mia. Ci stiamo spostando a Benevento perché qualcuno a caso che ha qualche nome non vuole farci fare il capodanno a Napala e quindi andiamo a Benevento, a Napala, che sarebbe Napoli in lingua locale. Ci andiamo dopo il capodanno. Guarda una torre mentre dico dopo il capodanno. È impossibile non notare, e questa non è un'allusione, non è una battuta sarcastica, non è assolutamente niente, è solo una constatazione. Come dopo non so quante decine di chilometri di autostrada non abbiamo visto neanche una fabbrichetta, cioè proprio niente da niente. Oh, è l'autostrada da, diciamo, Bari in direzione Napoli, è veramente stupenda. È asfaltatissima nel senso che non ci sono buche, è pulita, il panorama è piacevolissimo e basta, ecco, devo dire la mia. Rilassante, sì, mi aggiunge la copilota. Questa è l'area sosta camper di Benevento e basta. Sono puccioso. Sei puccioso? Video controllata, le chiavi sono dentro la cassaforte col codice. La mamma sta scassinando. Sta scassinando? il cancello. Se oltre a scassinare le palle scassina anche il cancello? Sì, lei Cazzo, scassina tutto. tutto scassina. Proprio. Se non scassina niente, è una giornata persa. Ho capito. E buttata. Ho capito. Bellissimi percorsi da enduro. Stiamo andando a vedere il museo, che tanto siamo sicuri che sarà già chiuso, dove è stato ritrovato il primo dinosauro in Italia, che hanno battezzato Ciro. Non è il primo dinosauro? Racconta tu che sai, sei tu l'esperto. Il primo dinosauro della sua specie. Ah, ok. Il primo esemplare della sua specie. Ed era la prima volta che in Italia si ritrovava il primo esemplare di una specie tutta nuova da scoprire. Ho capito, tu non ti ricordi la specie? Non ti ricordi? Sì! Che specie era? Allora, teropode, raggiunge i 3 metri di lunghezza. Ah, era grande. E quello che hanno trovato era piccolo. L'hanno battezzato Ciro. Ah, c'è proprio col prete e tutto gli hanno fatto? Sì, gli hanno fatto il battesimo. Di qua? Poi la specie, il nome del dinosauro è Scypsionix Ah, ed era un dinosauro carnivoro che si poteva spostare anche a 30 km orari. quindi è una bella bestia, più lento dell'orso, però insomma una roba di 3 metri carnivora non è da poco. Ecco, c'è Scypionix, quindi avevi detto giusto, non avevi detto una minchiata a caso, perché la storia ci insegna che fa sempre figo dire le minchiate a caso. Non per far quello che si lamenta ogni giorno, facciamo dai 17 ai 22 km, quindi abbiamo la media di 20 km al giorno. Quindi il pesce è fresco? Sì, ma non è fossilizzato. Ah, è questo, era proprio piccolino. Sì, che forte. Guarda che denti. Avere davanti questa lastra calcarea di una quarantina di centimetri, tutto questo non serve. Tutto il composto di lui è caduto in una pozza d'acqua marina, nel cui fondo melanoso è stato immediatamente ricoperto. Correzione, esatto, allora, rettifica. la mia enciclopedia universale, magnifica, inimmaginabile, meravigliosa, aveva sbagliato. Ciro, oltre ad essere il primo dinosauro della sua specie, è essere stato famoso trovato in Italia perché è il primissimo, l'unico inimmaginabile dinosauro trovato in Italia. Poi hanno trovato altri dinosauri. Almeno ti sembra di aver capito. E questo deve essere un precisino come me che l'ha messo bello in bolla, giusto? Anche l'altro. Esatto, anche l'altro. Ecco, gli quelli del comune che gli casinisti, vedi tu. Ah sì, nell'area sosta camper di Benevento c'è il carico e scarico. Lo scarico è estremamente comodo. Il carico ha numerosi rubinetti perché ci sono anche i lavandini. Per carità, il tutto ricorda sempre un campo rom, però insomma, voglio dire, impariamo anche a accontentarci. L'unica cosa che magari forse possiamo lamentarci è il prezzo di 15 euro, però vabbè dai, c'è anche la corrente, dai, va bene, ci sta. Ti anticipo che magari mi dimentico 6 a
10 minuti di passeggiata circa dal centro storico. Il punto è che ci sono abbastanza salitine, diciamo, per arrivarci, però ci si arriva senza problemi. Uga! Ti hanno rubato momentaneamente il bagno? Ti hanno occupato il tuo regno? Ah, senza darti un cavallo? Una volta c'era il mio regno per un cavallo. Qua niente, cacciava il regno, non guardate neanche al cavallo. I gambi che c'avava. Vi faccio 2 clip veloci nel centro storico di Benevento. Nella notte, mentre tutti dormono, solo un uomo cammina per le strade. È un uomo in frac. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Guarda il cigno. Vai, combattimento. Combattimento tra cigni e oche. Io scommetto sul cigno. Anch'io. È tante volte più grande e più pericoloso. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, ha il cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati. C'era messa, stavano annunciando la carità e la pietà, ma ni puoi tirarsi dentro che i barboni che hanno passato la notte al freddo Poretti, li tenia dentro in chiesa al Calduccio, e che un corpo di Cristo con fede companasego. Secondo me, magari sbaglio. Che è il loro liquore locale, hai visto? Ad un gatto innamorato che randagio se ne fa. Bellissimo, Giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna s'è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Io non capisco, con tutti i soldi che pago di tasse per comprare queste cose da Sky me le tengono chiuse, io non posso vederle. Cioè mi compro, pago e non posso vederle. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende. Sì, bisogna sempre tirare le somme, come abitudine in questo canale, no? Senza instagrammare troppo e dicendo sempre la verità e facendo vedere le cose come stanno. Pertanto, Singano, ti è piaciuta Benevento? O meglio, no, aspetta, rettifichiamo, può essere anche una bella città, certo, non la consiglierei mai e poi mai come meta turistica, come destinazione turistica, ecco, quello intendevo. Ah, che bella sta roba, in teoria.
Non capisco perché l'hanno chiusa, cioè arriva uno in sedia a rotelle da fuori e non può neanche usufruirne, cioè è strana sta roba. Famosi acquisti all'italiana, tipo le sedie con i banchi girevoli del periodo Covid o i braccialetti anti-stalking per le donne che non funzionano, cioè non le donne che non funzionano, i braccialetti non funzionano. Allora, siccome non mi fido tanto in generale, questi sono i soldini, 15 euro, devi scrivere la targa e mettere il nome, basta, infili in questa busta e via. Questo per quanto riguarda l'area sosta camper di Benevento. E per quanto riguarda le chiavi, credo che gliele ributti qua anche le chiavi. Bisogna che mi salvo da qualche parte questa clip per tutte quelle volte che quelli del sud dicono voi al nord c'avete la nebbia, e questa cos'è? Appunti turistici. Ora siamo nella strada normale, diciamo la statale, non l'autostrada da Benevento a Napoli. E più che altro io volevo dire che ci tengono tantissimo ai matrimoni, cioè ho visto tanti quei negozi di abiti a sposa che tu non hai neanche idea, e c'è la Ferrarella in promo. Oh, che gentili che ci accolgono a Napala con i fuochi d'artificio, grazie ragazzi, apprezziamo veramente questo caloroso benvenuto, apprezziamo. Siamo arrivati all'area sosta camper estatico. Ti dico subito, ovviamente al carico e scarico, alla corrente inclusa nel prezzo, sono 30 euro al giorno. Lo so, è una cifra folle, però se vuoi visitare Napoli tenendo il camper con gli animali dentro in sicurezza, così devi fare. Fuori dall'area camper c'è questa specie di boulangerie che fa delle brioche che sono una cosa mostruosa, e poi fanno anche pizze e hanno la Peroni che c'è come rovesciato 1,50 euro. Porchetta e patatame. Mi ha fatto un po' spazzuta. Non avevo fatto i video, però perché mi serviva il telefono come navigatore. Aspetta un attimo. Guarda. Abbiamo preso i taralli zuccherati, buonissimi. Hanno la pasta diversa. C'erano due tipi che facevano garetta in statale ai 35 all'ora. C'era là in seconda tutto il viaggio e sono distrutto. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti